Buon pomeriggio a Teleeuropa Network da parte di Franco Segreto. Siamo arrivati a lunedì 19 ottobre 2020 con replay, ennesimo appuntamento. Parleremo dei due pareggi della Regina Chiavari contro l'Entella per 1-1 e dell'altro pareggio sempre per 1-1 del Cosenza al San Vito Marulla contro la capolista Cittadella. La squadra di Occhiuzzi è riuscita appunto a fermare la formazione del Cittadella, che ora è sempre al comando della classifica con 7 punti insieme all'Empoli e alla Salernitana. Poi parleremo della Serie C, della vittoria del Catanzaro di ieri pomeriggio 2-1 contro il Foggia, e nell'anticipo la Vibonese ha battuto per 5-2 la Paganese di mister Alessandro Erra. Io do il buon pomeriggio a Stella Battaglia. Ciao Stella! Ciao Franco, buon pomeriggio e ben ritrovati ad un'altra entusiasmante puntata di Replay, in diretta ogni lunedì alle ore 15 su Teleeuropa Network, canale 10 del Digitale Terrestre. Ringraziamo tutti voi per i messaggi e le mail di stima che inviate ogni giorno in redazione. Io e Franco siamo onorati di regalarvi ogni lunedì emozioni calcistiche. Vi ricordiamo di interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 345 92 11 221. Ma andiamo subito a presentare i nostri ospiti in studio. Un benvenuto particolare al nostro Tommaso Napoli, buonasera, allenatore. grazie dell'invito. Anche lui mi diceva appena arrivato che era stato invitato tante volte, ma per vari impegni non era mai riuscito ad essere presente. Grazie Tommaso di essere con noi. Grazie Franco. E un saluto particolare anche a Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud. Grazie per aver accettato il nostro invito in studio. Allora partiamo subito in attesa delle prime telefonate. Vittorio era con me in tribuna stampa al San Vito Marulla, questo 1-1 contro la Virtus Entella, terzo pareggio per quanto riguarda la formazione di Occhiuzzi, poi ci addentreremo nel discorso Regina nel derby. Cosa mi puoi dire di questa partita? Sì, Cosenza Cittadella è un po' la fotografia del momento che sta vivendo la squadra di Occhiuzzi. Una squadra che chiaramente ha un'identità, ha le idee chiare, quindi nulla a che vedere con lo scorso anno di questi periodi, quindi terza giornata su terza giornata. Manca ancora qualità negli interpreti che sono arrivati diciamo sul gong del calciomercato qualche giorno prima, però qualcosa di positivo si è visto. È una squadra che non ha perso, che ha comunque sempre battuto colpo su colpo quando è andata sotto. Si vede a Ferrara e la partita appunto contro Io ho detto prima Entella, lapsus era Cittadella. Sì, Entella, Cittadella, sì. Insomma c'è la rima baciata. La rima baciata, sì. Tanto sempre un pareggio è stato alla fine, sì, però il Cosenza secondo me è in crescita, devono crescere gli interpreti perché la squadra a me è sembrata già sul pezzo. Mancano quelle giocate di qualità, quelle giocate magari dei singoli, mancano sostanzialmente Franco, Casasola, Riviera, Senso, ecco. Piano, stesso Cosenza dell'anno scorso, chi c'è adesso deve provare ad arrivare a quei livelli, comunque non male. Tommaso Napoli è stato il primo allenatore dopo Enzo Patania, Carastella del Cosenza, quando l'ha preso in mano il presidente Guarasci 8-9 anni fa, no Tommaso? 2011-2012. Benissimo, allora hai sentito quello che ha detto Vittorio Scarpelli per quanto riguarda il discorso del Cosenza? Manca forse un po' di qualità, l'inserimento dei nuovi, che deve avvenire gradualmente, dico io. Però il Cosenza può essere la rompiscatole, tra virgolette, di questo campionato. Sì, può essere la sorpresa l'outsider del campionato della stagione 2020-2021. Concordo con quasi tutto di Vittorio. Ormai dobbiamo dimenticare gli interpreti che c'erano nella stagione 2019-2020 e dare fiducia a quelli che sono arrivati a sostituirli. Dobbiamo alzare un po', secondo me, l'intensità delle giocate e soprattutto dare il tempo a Roberto e a questi ragazzi di entrare nei meccanismi, perché alcuni giocatori sono arrivati anche da un paio di settimane, 2 o 3 settimane fa, sì. E ci vuole anche del tempo per cercare di trovare i giusti sincronismi nelle giocate. E poi, se mi permettete, prego Tommaso, un ulteriore, da quello che ho visto io nella partita, ma soprattutto nella partita col Cittadella, devono lavorare ancora di più dal punto di vista, e questo sicuramente l'avrà detto anche Roberto, e nelle uscite, nella costruzione delle giocate da dietro, nei disimpegni di sbagliare il meno possibile, perché
Le giocate che partono Vabbè, da tu ne dietro, sai qualcosa. le giocate che partono da via, dietro velocemente. se lo ricorderanno in tanti, Napoli, e dico, Napolitano no, e via. No? È la costruzione Del e gioco. la rifinitura di una giocata Posso che farti parte una da dietro. domanda, tu che sei molto, voglio dire, addentro a queste cose. Ora il 90% degli allenatori preferisce far partire da dietro l'azione. Anche un personaggio come Idda, tutto il rispetto per Idda che è maturato tantissimo, lo vedo meglio, ha preso, come dire, fiducia in se stesso. Prima era Dermaco, poi praticamente adesso siamo arrivati ad Idda. Il portiere, la palla e ecco, diventa il play difensivo. Perché gran parte degli allenatori fanno così? Allora, ormai diciamo che gran parte degli allenatori cercano le giocate da dietro con le uscite da dietro, sempre. Ecco qua, scusami, ecco Sì, qua, prego. abbiamo la telefonata, dovremmo avere Alfredo Pedulla, grazie. Ciao Franco, buon pomeriggio a voi. Ciao Grazie, Alfredo. grazie, so che sei Ciao, super buona impegnato, io qui c'ho Tommaso Napoli, te lo ricordi, saluto. Napoli, Napolitano e Come via, no, lo quante saluto con grande partite. affetto. Ciao, Stavamo Alfredo, parlando un del abbraccio. del play difensivo, tutti gli allenatori o gran parte preferiscono far E partire. allora Tommaso lì vi può dare delle istruzioni per l'uso importanti. E poi abbiamo Grazie. un ragazzo che è cresciuto con noi in Gazzetta del Sud, Vittorio Scarpelli. Te lo ricordi, buonasera. Vittorio? Sì. È un ragazzo emergente di Gazzetta del Sud, si occupa del Cosenza Calcio. Vogliamo fare una fotografia della Serie B di questa terza giornata con al comando queste tre squadre, Cittadella fermata dal Cosenza, poi la Salernitana di Castori con un doppio tutino e poi mi pare che ci sia l'Empoli vittorioso in trasferta a Pescara, Alfredo. Ma in condizioni di normalità la fotografia è impossibile quando vige la normalità. Io penso che la Serie B entri nel vivo a gennaio. A maggior ragione in questo periodo in cui ne abbiamo viste di tutti i colori, con l'emergenza, con il Covid, con i tamponi. Io credo che una fotografia sia impossibile, Sì. ma mi sembra anche giusto sottolineare come il livello tecnico per me alla luce del mercato fatto da 7-8 società soprattutto abbia alzato un po' l'asticella, quindi vedremo un campionato per me molto equilibrato, Sì. non c'è una grande favorita, c'è un mercato fatto in modo disinvolto con esborso da parte di 7-8 società come dicevo prima, ma per fotografarlo, per inquadrarlo, per dare un click attendibile, affidabile, fedele, io credo che dovremmo aspettare almeno un paio di mesi. Dobbiamo aspettare, dici tu, un paio di mesi. Introduciamo queste due formazioni calabresi, la Regina che tu conosci benissimo, dell'amico Mimmo Toscano e il Cosenza di Roberto Chiuzzi. Che formazioni sono e secondo te che ruolo avranno in questo campionato che, come dicevi tu, è livellato, per quanto mi riguarda, vedendo le prime partite, forse un po' verso l'alto? Sì, forse un po' verso l'alto condivido, hanno fatto delle strategie un po' diverse, il Cosenza nel segno della coerenza, no? Puntando anche su qualche giovane, è andato a pescare in Romania, è andato a pescare in Francia, ha mantenuto un certo zoccolo duro. Baez per me è un giocatore importante per la Serie B, i riscontri delle prime 3 giornate sono riscontri fedeli per quelle che sono le caratteristiche, il lavoro e il grande impegno che ci sta mettendo l'allenatore, gli faccio i complimenti perché ha rilevato una situazione difficile, ci ha messo la faccia, non soltanto come personalità ma anche dal punto di vista tattico, è una squadra che gioca, che non ha paura, che resta in piedi, l'ha dimostrato anche a Ferrara dove ha conquistato il pareggio alla fine. La Regina ha provato e sta provando a fare un discorso di investimenti mantenendo una parte dello zoccolo duro e inserendo dei calciatori che in condizioni di normalità secondo me in Serie B fanno la differenza. Infatti i primi riscontri ci sono stati, Venezia è un valore aggiunto, gli altri dovremo vedere un po' strada facendo, sul reduce da una partita come quella di Chiavari in cui hanno un po' dilapidato una vittoria che sembrava scritta in superiorità numerica. È un bel derby, soprattutto mi fa molto piacere che torni Regina Cosenza e che torni Cosenza Regina e che le due squadre calabresi possano fare bene per obiettivi diversi, prevedibilmente, almeno potenzialmente sulla carta, ma come tutti i derby questa è una partita da vedere in condizioni diverse, con un ambiente che non c'è, con gli 800.000 spettatori che ci saranno domani al Granillo, ma il Cosenza è interessante perché, ripeto, col segnale di coerenza, con un allenatore che ha studiato prima degli altri e che si è fatto trovare preparato rispetto ad allenatori che vengono promossi e sono impreparati, per me è un bel biglietto da visita da parte del Cosenza. Sentiamo Vittorio Scarpelli per Alfredo Pedollà, poi lo lasciamo andare via, sappiamo che è super impegnato. Sì, al volo riguardo il mercato, so che vado sul sicuro. Il Cosenza ha fatto un mercato comunque alla fine in cui ha tenuto botta, lei stesso lo ha comunque promosso, comunque non bocciato. Potrà bastare per riuscire a salvarsi alla luce delle defezioni che ha rispetto allo scorso anno, ne parlavamo prima, Casasola, Rivier, Asensio. Questa è una squadra che può crescere anche senza questi elementi, con quelli nuovi?
Sì, può crescere. Gli stranieri che hai preso sono 2 stranieri secondo me molto interessanti. Sacco deve avere il tempo esattamente come deve averlo Petre. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che la Serie B forse è anche uno sport diverso. Dico sport perché lo straniero giovane importante che arriva in Serie A ha dei problemi di ambientamento. In Serie B devi dargli il tempo giusto, possibile e immaginabile per potersi inserire, ma sono ragazzi di qualità. Sono 2 operazioni importanti e se noi dovessimo pensare a un raccolto dopo 2, 3, 4, 6, 7 settimane di campionato, secondo me correremmo anche troppo, perché ci vuole il tempo materiale. Basta, c'è un minimo sindacale, perché ripeto, l'allenatore mi dà le sicurezze di chi sa studiare tatticamente, e poi se poi deve avere la necessità di migliorare qualcosa a gennaio, migliorerà a gennaio, però io penso che gennaio sia lontana di luce, anche se per me oggi non è il 19 ottobre, è come se fosse il 10 settembre, nel senso che il mercato è finito da poco, non hai avuto la possibilità di capire dove sei, cosa fai, contro chi lo fai e quando lo fai. E quindi queste sono attenuanti specifiche e generiche per tutte le società, però mi sembra che il Cosenza abbia uno zoccolo duro. Io prima parlavo di Baez perché per me quest'anno potrà confermarsi a maggior ragione, c'è uno zoccolo duro in difesa, c'è un portiere che si è presentato molto bene come Falcone, quindi mi sembra che la base sia stata tutelata per poter puntare come minimo una salvezza. Alfredo, senti, un voto per Taibbi, Massimo Taibbi, il nostro amico, e un voto per Stefano Trinchera per quello che sono riusciti a fare a calciomercato. Ma sono voti alti per tutte e 2, con dei budget diversi, è normale che questo faccia la differenza. Taibbi ha vinto un campionato in Serie C, voi sapete molto meglio di me che vincere la Serie C non è una cinquina, ma è neanche una tombola, qualcosa in più, perché ci sono delle società che spendono in C e stanno lì per 7, 8, 10 anni. Vi faccio questo esempio del Benevento di Vigorito che ha speso milioni di euro prima di poter assaggiare la Serie B, poi adesso la Serie B l'ha riconquistata, nel senso che la Serie A di 2 anni fa l'ha persa, ma quando poi costruisci bene ci metti un anno per risalire, quindi per me è importante uscire dalla Serie C. Quando mi dicono è molto importante andare in Serie A, io dico che è molto importante giocare alla Serie B ed è molto importante uscire dalla Serie C, quindi questa per me, questo è il passaggio imprescindibile. Quindi Taibbi bene, anche perché la squadra, ripeto, non è il momento delle sentenze, è una squadra costruita bene con delle qualità. Trinchera molto bene, per me Trinchera è un po' il top player del Cosenza, perché nei momenti di difficoltà ha avuto l'intuizione Rivière, che la ricorderete sicuramente meglio di me, quando il mercato era finito, e per me Rivière può far bene anche in Serie A, adesso è stato fermato da un infortunio. Quest'anno non ha avuto bisogno di andare a pescare sul mercato degli svincolati, ma Trinchera ha dimostrato di essere un direttore moderno, capace di superare le difficoltà, capace di stare vicino alla società e capace magari di avere le intuizioni già adesso per gennaio. Grazie Alfredo, concordiamo con te, con questo tuo dire. Grazie, buon lavoro. Da voi. Ciao Alfredo. E allora, Stella, hai visto che belle parole che ha detto Alfredo sia per il direttore sportivo Trinchera del Cosenza che per quanto riguarda Taibbi. Lui è calabrese come noi, quindi ha detto speriamo che le 2 società possano andare più avanti in campionato. Tommaso Napoli, giusto una battuta sul dire di Alfredo Pedullà? No, vabbè. Non c'è bisogno di spendere parole di elogio. Alfredo è una vita che in questi campionati di Serie B, di C, di B, ma soprattutto anche di A. È preparatissimo. No, su quello che ha detto no, sul Cosenza dice quello, io mi riferivo a quello. Concordo in pieno perché come dicevo anch'io, ha bisogno, Roberto sta facendo un ottimo lavoro, non è semplice. Ha fatto l'ipotesi del 19 di ottobre, ma siamo al 10 Siamo ancora a settembre, questo è stato un passaggio importante. Il fattore del Covid-19 è un po' sballato, sono sballate un po' anche le date. E come concordo in pieno sul fattore di 2 squadre costruite abbastanza bene, con budget diversi e con giocatori magari da un lato un po' più, magari che sono più conosciuti, parlo di Reggio Calabria, e di tanti giovani, un po' i rivieri della situazione, dal lato di Cosenza, però che dipende da loro di mettersi in evidenza e di fare un ottimo campionato qui. Vediamo prima di andare da Vittorio Scarpelli e da Albertino Urban. Non so se c'è Albertino Urban, mi fanno segno dalla regia. C'è già Alberto? Ciao Franco. Oh, grande Alberto, che bella sorpresa. Alberto Urban qui con noi oggi pomeriggio con Tommaso Napoli e Vittorio Scarpelli. Come va Alberto? Tutto ok? Ciao Alberto. Tutto bene, tutto bene. Ti ho salutato dietro le quinte da Alfredo Pedullà, ci tenevi tanto e allora te l'ho salutato. Ti manda tanti cari saluti. Anch'io, stavo seguendo la trasmissione.
Ah, benissimo, ci fa piacere che ce la segui praticamente via streaming perché sei fuori regione. Allora, mi mettete una foto di Alberto Urban, giusto Enzo Leonetti, se l'abbiamo, pescala, eccola qua. Alberto Urban allenatore, diverso. Io da avversario l'avevo con i capelli ricci e lunghi. Con i capelli ricci, quando giocava. Alberto, allora che cosa ci vuoi dire di questo Cosenza e di questa Regina e delle formazioni calabresi? Dai. Ma intanto devo dire che il Cosenza è partito molto bene, ha fatto 3 risultati importanti. Dobbiamo mettere anche che abbiamo affrontato 2 squadre come la Spalla e Cittadella, che sono delle squadre che lottano per i posti alti in classifica. Abbiamo in queste 2 partite qua 2 volte in svantaggio, siamo stati bravi a non soccombere e recuperare molto bene la partita. Direi che è un inizio molto positivo e speriamo, ma siamo un po' tutti convinti che questo Cosenza con Roberto Chiuzzi e questa rosa dove c'è stato un mercato molto importante possiamo fare molto bene. La Regina, lo sappiamo, arriva dal campionato stravinto in Serie C, ha fatto un mercato anche lei importantissimo, ha preso dei giocatori come Menel, come Denis, come Cionek, Lafferty, Cionek, è vero, una bella rosa. Krisetic, cioè voglio dire dei giocatori veramente per una Serie B, per giocare, per vincere il campionato. Poi non è facile, però questo è un organico che può giocarsela fino alla fine. Ti interrompo un attimo, Stella, abbiamo qualche messaggio? Così lo puoi leggere subito. Vediamo. Allora, io ho un messaggio, però è una domanda per il Tommaso? mister Napoli. Ma in generale che si dice? Anche in virtù di questo derby possono interagire con noi i nostri amici da casa? Sì, allora praticamente hanno scritto nella domanda che pongono al mister Napoli, chiedono che derby sarà per il Cosenza, che ha completato da poco la sua rosa, a differenza della Regina che è pronta già da tempo. Facciamo rispondere a Tommaso Napoli brevemente e ad Alberto Urban, vai. Sarà un derby come è sempre stato. Sicuramente ritorna dopo 18 anni, mi pare. Sì, ma anche negli ultimi campionati di Serie C, se non ricordo male, si sono affrontati con delle ottime partite, sia in casa che fuori casa. Sarà il derby che noi ci aspettiamo tutti, dove non c'è un risultato già scontato. Diciamo che sulla carta la Regina che ha lavorato molto di più su questo gruppo, per cui Mimmo ha lavorato molto di più, Mimmo Toscano, partito pure gruppo. prima, insomma. Però io sono fiducioso in quello che sta facendo Roberto, per cui verrà sicuramente mi auguro un buon risultato. Sentiamo Alberto Urban e poi diamo la parola a Vittorio Scarpelli, il collega di Gazzetta del Sud. Allora Alberto, hai sentito quello che ha detto Tommaso Napoli? Sì, intanto benvenuto derby come si diceva dopo 18 anni. In B parliamo. Sì, in Serie B. È vero quello che ha detto Tommaso, una Regina che è partita molto prima rispetto al Cosenza, poi c'è una Regina che è leggermente, almeno come organico, superiore anche per la diversa struttura di squadra fatta, una per vincere il campionato, l'altra per fare un buon campionato, e questo ormai si sa. Però diciamo che le partite vanno sempre giocate, come si dice, siamo ancora all'inizio e tutto può succedere. Io sono molto ottimista per questa trasferta. È ottimista Alberto Urban per questa trasferta riferito ai colori rossoblu del Cosenza. Allora Vittorio Scarpelli, puoi approfittare di Albertino Urban perché... Dando un carissimo saluto, io lo ricordo al di là nei panni di giocatore, anche poi dirigente del Cosenza, ma con particolare simpatia nell'anno della promozione in B. L'ultimo era un talismano, io lo ricordo che lui guardava le partite insieme a noi, quindi quando sarà possibile, È vero questo, lo rivorremmo perché al di là dell'affetto che possiamo nutrire per la storia, per quello che ha rappresentato per il Cosenza, è anche un ottimo talismano. Vabbè, battuta a parte, lo saluto con affetto e gli chiedo qualcosina. Riguarda appunto questo derby. Sostanzialmente si affrontano una squadra che ha grandissimo entusiasmo come la Regina, che ha cavalcato la tigre della promozione con un mercato comunque fatto di nomi importanti, l'abbiamo detto. Dall'altra abbiamo una squadra che sta pian piano uscendo dal proprio guscio, che ha perso dei giocatori importanti,
però allo stesso tempo ha una grandissima certezza, è strano dirlo visto che è un allenatore giovane come Occhiuzzi, che sta tenendo tutti quanti forse quasi sotto una campana di vetro. Lo dicevamo prima, insomma, nella pretrasmissione, lui anche in conferenza modula molto le parole, le centellina, però alla fine, voglio dire, si esprime poco, però in campo fa la differenza, è riuscito a creare questa compattezza di gruppo. Sì. Una bella coesione. Ma Vittorio, allora l'entusiasmo secondo me ce l'abbiamo entrambe le squadre, no? Perché comunque noi veniamo da una salvezza miracolosa, dunque voglio dire siamo veramente felici, è una squadra che è veramente contenta di affrontare di nuovo questo campionato. È vero che la Regina gioca per delle posizioni diverse, però prima dicevi giustamente tu, abbiamo perso Casasola, Riviera, Asensio, giocatori che per noi, almeno per me, erano un po' sconosciuti l'anno scorso e hanno fatto benissimo. Non è detto che siano stati rimpiazzati dei giocatori che magari avremmo di nuovo delle belle soddisfazioni con loro. Non dimentichiamo che poi, insomma, quando è arrivato a Rivier non si conosceva, come diceva Alfredo Pedullai, quindi è stato bravo Trinchera ad andarlo a prendere e portare qui. Ma di Asensio io ne ho sentite di cotte e di crude, nel senso che D'Angelo stesso poi gli ha chiesto scusa a Pisa, non lo poteva far giocare mai perché c'è sempre infortunato, così colà, era diventato un po' antipatico il brasiliano nei confronti della squadra, dei suoi compagni di punto di squadra del Pisa e dell'allenatore. Poi guarda caso aveva giocato 53 minuti, caro Tommaso. Aveva fatto poco o niente a Pisa, è arrivato a Cosenza ed è esploso. Ora vedremo quello che riuscirà a fare a pescare. Sarà l'ambiente, sarà l'aria della Sila, non lo so. Mi permettete di aggiungere, prima del lockdown erano anche contestati. Bravo. Non erano perché sempre ben infortunati, visti. Così con la... Poi secondo me bisogna dargliene anche atto, Roberto ha fatto un buon lavoro perché nel periodo di... Ma anche il preparatore atletico Pincente. No, io parlo quando parlo di Roberto io parlo sempre dello staff. Dello staff tecnico. Non parlo di un singolo... Della famosa area tecnica. Esatto, parlo dello staff. Li ha tenuti sempre sotto controllo nel periodo in cui non si allenavano. E poi, come ha detto Alberto prima, la Regina l'ha vinto dalla C1 alla B il campionato. Noi l'abbiamo vinto nell'ultimo periodo, perché per me è come aver vinto la Coppa dei Campioni. È vero. Con quello che ha fatto Roberto nell'ultimo periodo. Perciò, Alberto, io volevo farti una domanda prima di lasciarti. Venturato, un allenatore che io stimo molto, quello del Cittadella, ha detto una frase bellissima. Noi purtroppo non riusciamo a parlare più con gli allenatori vis-à-vis, dal vivo, e quindi a fargli una domanda, a vedere l'espressione del viso, eccetera, dell'adrenalina che scorre dopo la partita nel sangue dopo 90 minuti tirati. Ha detto una cosa bella, io l'ho sentita poi da remoto, grazie all'ufficio stampa del Cosenza Calcio, a Gianluca Pasqua e a Daniele Cianflone. Venturato ha detto: devo fare i complimenti, dice, al di là del pareggio che è stata una gara equilibrata, a questa squadra, ad Occhiuzzi e a tutto il Cosenza Calcio per la bella impresa dello scorso anno. Nessuno credeva appunto in questa impresa. Venturato ha avuto delle belle parole. Una vittoria di campionato a tutti gli effetti. Franco, nessuno avrebbe scommesso una lira, no? A fine campionato. È vero, io no, io nemmeno, io sono tra quelli che ero scettico. L'ho detto, lo ripeto, anche io ero scettico. Abbiamo fatto tante trasmissioni in quel periodo lì, abbiamo sempre sperato di poter arrivare, io per primo arrivare, mi ricordo come adesso, alla partita della Juve Stabia, vincere con la Juve Stabia per avere magari la speranza di fare i play-out. Noi abbiamo sempre detto questo, io per primo, adesso non dobbiamo essere tutti bravi, la squadra era facile salvarla, no, abbiamo fatto direttamente un miracolo, no? E poi veramente questo è un bravo allenatore, anche se ormai allenare a Cittadella non dico che è venuta facile, però ormai è venuta una realtà importante, perché settore giovanile, campi di calcio, eccetera. Cittadella e poi ci hanno un direttore sportivo che è bravissimo, io l'ho detto, lo ripeterò sempre, Marchetti. Che ha rifiutato la Serie A per rimanere a Cittadella. Questo è sempre merito di questo direttore, perché ci ha abituati negli ultimi anni a lottare per i playoff e anche per quasi arrivare in Serie A. Dunque il Cittadella è come il Sassuolo in Serie A, è come l'Atalanta in Serie A, ormai sono quelle squadre che ormai si sono messe lì e prima o poi arriverà il momento e farà il salto in Serie A.
Ok, allora, grazie ad Alberto. Con budget abbastanza risicati. Cioè Sì, il Cittadella è una delle penultime, mi pare. C'è Cosenza terzultima, poi Cittadella e Reggiana. alla fine, Però sì, questo penultima. significa che quando sai spendere i soldi, voglio dire, Marchetti li sa spendere. O È andato a Gugliese prendere, senza signori miei, Donnarumma del Monopoli, il terzino sinistro, a me mi ha impressionato. Manco Gugliese, Agunsei e Saggiù Agunsei e dall'Olbia, insomma, certo, quell'altro dello Charleroi, che viene dal vivaio del Milan, dalla primavera del Milan, Giuseppe. Comunque, siamo in... Sì, andiamo qualche minuto in pubblicità e ringraziamo Alberto per essere intervenuto in trasmissione. Grazie Alberto. Non cambiate canale. Grazie Franco, un abbraccio a Tommaso e a Vittorio. Ciao, un abbraccio Grazie. Alberto, ciao. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci qua, siamo tornati Tommaso, Sì. che bella inquadratura. Siamo tornati per la seconda parte, ci scrivono in tanti Sì. che vogliono sentir parlare del Crotone. Amici carissimi, noi il Crotone abbiamo la collega Claudia Berlingeri, bravissima di Gazzetta del Sud, che interviene come al solito nella terza parte, parlerà ampiamente di quello che è successo appunto a Lezio Scira tra Crotone e Juventus, 1-1, una gran bella partita. Forse il Crotone avrebbe meritato qualcosina di più, comunque noi non tralasciamo nulla al caso. Andiamo con i messaggi. Sì, per me il Cosenza è un cantiere aperto, a parte i giocatori che hanno giocato l'anno scorso, sono fiducioso dei nuovi, un materiale molto buono, faremo un bel campionato. Vedo troppa sicurezza ed arroganza nella regina, si credono imbattibili, grande Cosenza, regalaci l'ennesima gioia. Il calcio è bello per questo, sai, ognuno Certo. può dire la sua. Ammutolisce, Oh no, Vitto? ammutolisce il Assolutamente granillo sì. ed i suoi arroganti interpreti. Forza Vabbè, ma io Lupi, non parlerei tutta di la vita. arroganza, dai, non parlerei di arroganza, lì il calcio diciamo è bello che per questo. è un commento del No, tifoso che ci sta. Sì, questi sono i messaggi che mandano tutti coloro che seguono la nostra Ma trasmissione. dentro il campo non si può mentire, poi Bravo, chi bravo Tommaso. merita vince. Poi ci stanno queste frasi di Poi scherzo, ci stanno. io ti no? parlo che l'anno scorso, sempre fuori dal rettangolo di gioco, tutti i giornalisti o addetti ai lavori parlavano di Pescara e Perugia, che erano tra È le vero. prime che dovevano lottare per vincere il campionato o almeno arrivare nella zona playoff. Una è retrocessa, l'altra si è salvata perché era la squadra che lottava, Perugia-Pescara. Pescara si è salvato il Perugia è retrocesso ed era una squadra costruita a vincere. Perciò dico sempre che è il terreno di gioco a dare i verdetti. Non c'è e dubbio le alcuno. chiacchiere. Scusate, ma siccome ci richiedono, aspettiamo un attimo per i messaggi che ce ne sono Sì, tanti, poi sì, avremo sono Giusva tanti, Branca e sì. chiederemo a Giusva di questa arroganza di cui parlano alcuni soggetti. Poi fate qualche battuta, no? Tra il serio e il faceto ci sta. Io direi di andare a vedere quello che ha confezionato per noi Gianluca Pasqua, sia per il Cosenza che per la Regina. Vediamo se Enzo Leonetti è pronto, perché ci sono le dichiarazioni di Occhiuzzi nel post partita e poi dovremmo avere anche quelli che ha rilasciato praticamente prima della rifinitura proprio riguardo al derby. Andiamo a vedere allora Enzo Leonetti le partite. Grazie. Il silenzio del Marulla solo per Iole Santelli, niente musica all'ingresso dei Lupi, il raccoglimento al centrocampo e un lungo applauso prima del fischio d'inizio di Cosenza Cittadella. Meno di 1000 sugli spalti per il ritorno in campo dei rossoblù dopo la sosta. Petrucci e Petre le prime visioni concesse a Roberto Chiuzzi. Il Città non fa sconti e gioca da capolista almeno per 20 minuti. Segna con Rosafio e sfiora il raddoppio. Poi torna il Cosenza e per i Granata son dolori. Carretta imprendibile, il pareggio, un capolavoro che lascia Maniero KO. L'estremo difensore va in tilt poi su un altro sprint del numero 10, ma lo abbatte con una violenta gomitata sulla tempia, solo giallo per Marinelli. Nella ripresa ritmi più lenti, gli Ozzi è il primo a vedere il campo, il Cosenza vuole la vittoria, ma Cittadella resiste e alla fine il pari è il frutto di una gara equilibrata tra due squadre agli antipodi dalle big, ma dotate di cuore e costrutto. Occhiuzzi commenta la gara e spiega come si prepara un derby, distante solo 48 ore. Una partita riserva dei momenti particolari, dei momenti no, dove quando dico dobbiamo gestire i momenti della gara, questo è un momento, è stato uno di quelli dove all'inizio, dopo aver preso gol, abbiamo rischiato di prendere altre 2 volte gol e quindi la squadra non si è disunita mentalmente, anzi ha continuato a tenere la sua identità, ha continuato a cercare di far uscire il Cittadella per creare quella soluzione, perché loro ci lasciavano campo alle spalle della linea, lo sapevamo, dovevamo cercarla nei tempi giusti ed è riuscita. È riuscita perché i ragazzi credono in alcune cose, quindi sapevamo determinate cose, quindi secondo tempo, anche se il primo tempo dopo il nostro gol abbiamo fatto
abbiamo fatto 15 minuti benissimo dove l'abbiamo tenuti nella loro metà campo, forse anche 20 minuti, mi è piaciuta tanto lì la squadra, su tenerli nella loro metà campo, avvolgere l'azione, andare dentro tra le linee. Secondo tempo abbiamo fatto in modo che loro creassero poco e abbiamo forse creato qualcosa in più noi. In fretta va vista la partita di oggi, analizzata e prendere spunti per migliorare quello che siamo. La regina già la conosciamo, quindi il lavoro sulla regina noi come staff l'abbiamo già fatto, poi lo dobbiamo in 2 giorni, noi ci è capitato nelle 10 gare, in 2 giorni dobbiamo essere bravi a trasferire le giuste nozioni su quello che loro sono, che sarà la regina. Quindi va preparato in fretta, siamo già pronti a questo, siamo già nella nostra stanza, eravamo operati a fine gara, quindi ci siamo insomma. Assapora il gusto del successo in trasferta come era venuto a Salerno, ma deve ingoiare l'amaro pareggio la regina, che segna con Krisetic il gol del vantaggio su un calcio di punizione magistrale. Poi non chiude la partita quando in 11 contro 10 per l'espulsione di Crini Lentella va in sofferenza e paga dazio dopo il 90°, incassando il calcio di rigore trasformato da Mancosu per l'1-1 definitivo. E allora abbiamo visto sia il Cosenza con 2 battute di Occhiuzzi, le vittorie, quelle erano post gara con la Cittadella, e abbiamo visto anche il pari della regina. Occhiuzzi invece, se siamo pronti dalla regia, abbiamo 2 battute di Occhiuzzi che io non ho nemmeno sentito, a dir la verità, che ci ha inviato l'ufficio stampa del Cosenza Calcio, che naturalmente ringraziamo. Vediamo se Enzo Leonetti, che io vado a ringraziare in regia, così come Mario Scarpelli che guida le camere, se è pronto possiamo sentire quello che ha detto Occhiuzzi. Io lo sento anche per la prima volta. Grazie. Sicuramente sarà una gara dove si affrontano 2 squadre che hanno un credo tattico molto simile e quindi vedremo una gara con molti duelli, una gara che avrà molti duelli e soprattutto è preparata a livello mentale, soprattutto dando certezza su ciò che siamo e lavorando su molte situazioni che dobbiamo migliorare e dobbiamo affrettare in questo. Quindi le gare a noi ci danno anche questo input di valutarle, le gare precedenti, per migliorare in fretta. Soprattutto quando trovi una gara ravvicinata come questa, devi subito far tesoro di ciò che non è andato nella gara precedente e migliorarla in quella successiva, insomma. Il mister è un martello, quindi lui è uno che ha il focus del risultato in testa, quindi lui è tutta una forza, quindi per me lui ha tanti pregi, ha più pregi che difetti, insomma. E allora, abbiamo sentito, io ripeto... Bellissime queste parole. Tommaso, come l'avete ascoltato voi, tu, Stella e Vittorio, io per la prima volta l'ho ascoltata, mi vorrei soffermare su quello che ha detto su Mimmo Toscano, è un focus, hai il focus del risultato in testa, ma ce l'ha pure Occhiuzzi, Onoro? Allora, no, Vittorio? Un aneddoto su Toscano. Toscano mi raccontava che, soprattutto a inizio carriera, dormiva con un taccuino sul comodino e la lucina, chiaramente. Di notte, quando aveva l'intuizione, apriva la luce, scriveva e tornava a dormire. Ha il focus del risultato, è un po' come l'Antonio Conte della situazione, lui è ossessionato dalla vittoria, Mimmo, ma è un'ossessione chiaramente positiva. Però Roberto lo conosce e quindi sono convinto che lui ha detto, ha molti più pregi che difetti, quindi la lettura potrebbe anche essere qualche difetto ce l'ha. 8 pregi e 2 difetti. E allora, Tommaso, nel frattempo vediamo se riusciamo a collegarci con Giusva a Reggio Calabria per vedere quella l'aria. L'aria che tira, che non è la 7, Teleuropa. Mi soffermo invece sul discorso che parlava Roberto Chiuzzi, che sarà una partita molto, diciamo, con 2 disposizioni tattiche molto simili, sui duelli. Ed è lì che secondo me vincerà la partita chi nei duelli riuscirà a vincerli, a parte poi palle inattive, perché entrambi ci lavorano tanto anche sulle palle inattive. Però i duelli domani saranno dopodomani saranno molto interessanti. No, domani sera, scusami, saranno molto interessanti. Vittorio, io mi soffermo più su queste cose qui. Sì, duelli interessanti, moduli speculari. Sarà una partita, anche a parole l'abbiamo capito, ma sarà comunque una partita
molto di pancia, non vedremo uno spettacolo secondo me clamoroso, proprio perché sono due squadre che potrebbero anche bloccarsi. Lì è importante trovare la giocata giusta. Andiamo a Reggio Calabria. Giusva Branca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, bentrovati. Allora, che aria si respira a Reggio? Dicevo, l'aria che tira, che non è quella di Mirta Merlino, ma è di Teleeuropa. Vai. Ma l'aria è un po' strano, perché questa è un po' una domanda che ci facciamo tutti in tempi di campionati sospesi, di tempi sospesi, di stadi vuoti. Non è che io faccio fatica a capire l'aria che si respira, dico la verità. Di certo è un derby strano, come anche a Cosenza. Un derby senza pubblico, capisci bene che ti mangi l'80% del sale del derby. Però sul piano tecnico la Regina viene da una mezza delusione, perché la partita di Cagliari è stata pareggiata per presunzione dalla squadra Maranto, e questo lo sa bene Mimmo Toscano. D'altra parte, come dico io, la Regina che ha un potenziale offensivo secondo me tra i più forti della categoria, se non il più forte, farebbe bene a prestare molta attenzione a Cosenza, che sa essere corta, sa chiudere gli spazi e soprattutto sa comprendere, secondo me, quando è inferiore all'avversario sul piano tecnico, e quindi gestirsi altri tipi di caratteristiche, e poi non molla mai. Ecco, questo credo che Mimmo Toscano sia molto consapevole di queste caratteristiche del Cosenza. Sì, perché insomma conosce bene Occhiuzzi, come Occhiuzzi conosce Mimmo, perché sono stati compagni di squadra nel Rende, poi Occhiuzzi è stato alle dipendenze di Mimmo Toscano quando ha iniziato ad allenare a Rende, poi l'ha avuto per 2 anni a Cosenza con Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo, quella bella cavalcata dalla Serie D alla C1. Come no? Occhiuzzi che baciava il pallone ogni volta che andava a battere un calcio d'angolo, quindi si conoscono benissimo. Parola e pensieri e parola a Vittorio Scarpelli per Giusva Branca. Ciao Giusva, buon pomeriggio. Ciao. Allora, è un po' sì il discorso dell'attaccante e del portiere che hanno giocato insieme, si conoscono, e quando c'è un rigore indossano 2 maglie diverse, uno si aspetta sempre che l'altro sappia cosa va a fare. Voglio capire chi è favorito secondo te, guardandola in quest'ottica, l'allievo o il maestro, se per te c'è un favorito? Ma guarda, a me piace moltissimo Chiuzzi, in realtà come tecnico lo sto scoprendo solo da quando ho preso in mano il Cosenza, ma lo sto seguendo molto, a me piace veramente tanto, perché riesce, ripeto, a far giocare la squadra corta e a darle proprio un assetto di squadra. Detto questo, stravedo per Toscano, per me Mimmo è il vero valore aggiunto di questa Regina. Però non la metterei soltanto sul piano della sfida tra allenatori, in realtà ci sono 2 squadre in campo con delle caratteristiche e anche dei punti deboli. Ripeto, la Regina in attacco, se riesce a gestire il pallone, è di categoria superiore. I numeri di Venetti, Massur, dello stesso Denis, di Bellomo se è in campo, non sono da Serie B. Questo è evidente, e anche la difesa del Cosenza avrà molto da soffrire. Però c'è un però, che in queste giornate la difesa della Regina ha dimostrato, cosa che io peraltro dicevo da tempo, che c'è più di qualcosa da rivedere. Io credo che è attaccata, messa sotto pressione, soprattutto su un paio di situazioni, lì potrebbe andare in difficoltà. E se ho capito bene come gioca il Cosenza è vero che sa chiudersi, ma è vero che sa anche ripartire, quindi penso che entrambe le squadre abbiano la possibilità di far male agli avversari. Entrambe le squadre, dice Giusva Branca, penso che abbiano la possibilità di farsi male entrambe, insomma, dai. Vediamo un attimino, oppure 2 forze uguali si respingono, vedremo un attimino, è tutto da seguire. Io ricordo, intanto ringrazio Giusva Branca da Reggio Calabria. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Ciao, Giusva, grazie per la tua disponibilità. Ciao. Ricordo agli amici che ci seguono da casa che oltre che su DAZN domani sera alle 20:45, 21 mi pare, andrà anche su Rai Sport, sì, la partita, sì, quindi sarà visibile a tutti. Allora, Stella, messaggi, una domanda. Arrivano un mare di messaggi, leggilo qualcuno, no? Un mare di messaggi, complimenti al signor Segreto, porta sempre ospiti importanti in trasmissione. Grazie. Un piccolissimo consiglio. Vabbè, questo non appartiene alla TV, comunque facciamo entrare Mister Napoli in società, persona molto legata alla piazza, è un gran signore, il quale non conosco personalmente, ma è davvero eccellente. Forza Lupi sempre. E noi ringraziamo tutti, belli messaggi, graditi, non graditi, noi li accettiamo. Certo, noi li leggiamo comunque tutti, la differenza la farà la condizione atletica, la Regina è più in forma, il Cosenza è ancora in costruzione. Sì? Dopodiché vediamo altri messaggi, in difesa la Regina è una banda,
buon pomeriggio, un saluto particolare a mister Tommaso Napoli che non vedevo da un po'. Hai visto, Tomma? Vince sempre la squadra rispettosa dell'avversario, la Regina pecca di presunzione per cui sono meritevoli di perdere il derby. Vabbè, ok, allora avevi una domanda per chi? Allora, per Vittorio. Vittorio, hanno scritto in redazione dell'aumento dei prezzi dei biglietti, quindi qui in redazione da noi, non solo questa mattina ma anche altri da un po' giorni. di giorni, da quando è uscito. Sulla Gazzetta del Sud di oggi, una nota del Centro Coordinamento Club che parla di ciò. Qual è la tua idea in merito? Sentiamo Vittorio Scarpelli. La mia idea in merito è la seguente. Io credo che la società dovesse trovare un modo anche per filtrare la prima partita con il pubblico dopo tanto tempo in cui c'era la chiusura. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere giustificabile il caro dei biglietti. È anche vero, e questa è la mia tesi, che si poteva agire a mio giudizio diversamente, perché le cifre erano decisamente impopolari, tenendo anche conto che il tifo organizzato non avrebbe comunque popolato il Marulla, perché sappiamo bene il tifo organizzato come la pensa, o tutti o nessuno. Quindi da questo punto di vista la società secondo me ha calcato un pochino la mano con i prezzi, quindi io concordo con i tifosi, dando quell'attenuante che c'è la necessità di filtrare un pochino, perché purtroppo 1000 posti sono pochissimi, soprattutto per una società che, per una squadra che negli ultimi anni è abituata a riempire con numeri decisamente più alti lo stadio. Quindi da questo punto di vista bacchettata al presidente Guarascio, però alla fine con questa piccola attenuante, insomma. Grazie Vittorio. E allora, abbiamo qualche altra cosa? Sì, caro Franco, un saluto a te, a Tommaso e a Vittorio. A me non mi dai i saluti questo telespettatore. Ma sono scontati per te, dai, sono scontati. Quest'anno... È sottinteso. Certo, quest'anno sono sicuro che faremo un buon campionato. Manca un esterno e un regista. E poi siamo una buona squadra allenata da un ottimo allenatore come Occhiuzzi e il suo staff. Mentre la Regina ha costruito una squadra per altri traguardi ed allenata da un grande allenatore come Mimo Toscano. Sicuramente domani vedremo una bella partita. Tanti saluti, Giuseppe si chiama. Benissimo, allora mi vuoi andare a leggere l'arbitro di questo derby per cortesia? Un arbitro, sì, caro Vittorio, abbonato ai pareggi, non aggiungo altro. Allora, andiamo subito un arbitro dei pareggi, il signor, lo dico io? Allora, vediamo subito. Ecco qua, le designazioni arbitrali, Regina Cosenza. Vai, alza la voce perché siamo distanti e non ti sento. Ok, la sezione canna dell'AIA ha reso note le designazioni arbitrali relative alla quarta giornata d'andata del campionato di Serie BKT. Regina Cosenza sarà diretta dal signor Riccardo Ros di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti signor Oreste Muto di Torre Annunziato e signor Domenico Palermo di Bari. Insomma, è un arbitro che nel suo... diciamo nelle sue gare curriculum, come lo vogliamo chiamare, nelle gare che fin qui ha arbitrato ci sono tantissimi pareggi. L'ultimo mi pare che ha arbitrato il Cosenza contro il Frosinone, mi pare, no? Quando abbiamo perso in casa, il Cosenza ha perso in casa 2-1 contro il Frosinone, quella partita scellerata. Vabbè. Allora Vittorio, torniamo a bomba, cosa diciamo delle ultime? Sappiamo che in questi momenti c'è la rifinitura, la squadra poi in serata partirà per Reggio Calabria. Turnover, secondo te qualcosina cambierà o Chiuzzi? Perché ci sono 3 partite, amici miei, in 7 giorni, perché dopo domenica il Cosenza dovrà giocare in casa con Lecce alle ore 15 al San Vito Marulla. Io mi aspetto un turnover moderato. Un paio di elementi dovrebbe cambiarli, anche perché non ha senso stravolgere una squadra che non ha fatto malissimo nell'ultima. Mi aspetto qualche sostituzione in più, soprattutto se qualcuno dovesse essere in difficoltà dopo le 2 gare appunto a stretto giro di posta. Però non mi aspetto molti cambiamenti. Una è in mezzo al campo, secondo me, e anche l'avvicendamento tra Petra e Iozzi potrebbe essere l'altra novità. Quindi uno vicino a Petrucci, che a mio giudizio merita la conferma, e lì le alternative non mancano. Sciaudone ha fatto anche bene, però in panchina ci sono Bruccini, lo stesso Secondo te Mimo Toscano come si comporterà? Farà qualcosina, farà ruotare un po' la Mimo Toscano secondo me turnover non ne farà. Però lui è uno esatto, abituato sempre. Perché questa partita lui la sentirà ancora di più. Si affiderà a quelli di maggiore assolutamente, tra l'altro giochi in casa, migliore formazione sulla Regina, non ho dubbi. Sentiamo Tommaso Napoli invece come allenatore, cosa faresti tu? Allora, io 3 partite in 7 giorni. 3 partite in 7 giorni li vado ad affrontare una alla volta. Non vado a pensare
per tutte e tre, perché sennò faccio male già anche la prima. Cioè, Bravo. io sono un pochino più per il discorso insieme a tutto lo staff. Tu sei un neoclassico. No, vado a valutare giorno dopo giorno i ragazzi. Se c'è qualcuno che è un po' più affaticato, allora si fa il turnover. Io, quando sento dire queste cose qui, che i ragazzi sono stanchi oppure che non hanno ritmo partita, perdonatemi, sono ragazzi giovanissimi. Anch'io ho giocato a calcio e noi giocavamo l'anglo italiano nei nostri periodi. Facevamo dei viaggi lunghissimi in Inghilterra, dove giocavamo il sabato, addirittura anche la domenica, e il martedì o mercoledì giocavamo e la domenica rigiocavamo nuovamente. C'è da considerare che sono arrivati, non è che alcuni sono arrivati da poco, solo per dire. questo. Però dico, siccome c'è uno staff all'altezza della situazione, insieme a Roberto, valuteranno giorno dopo giorno, partita dopo partita, e se c'è qualcuno che magari è un po' più affaticato, io sono del parere di non stravolgere mai le squadre, voglio dire, in linea di massima che sta facendo bene. Poi c'è magari un centrocampista con delle caratteristiche che lo metto dentro per una partita e uno magari va in panchina, ci può stare anche questo. Senti, c'è una notizia della primavera, ha vinto fuori casa la primavera. C'hai questa notizia del Cosenza primavera, se ce la vuoi leggere. Io nel frattempo poi più tardi vado a salutare a Vittorio Scarpelli per impegni precedentemente assunti, lui rimarrà con noi fino allo stacco pubblicitario, poi guarda caso ci viene a trovare sempre Aldo Genno, ma nessuno meglio di lui insomma può dare un pronostico su questa gara. Il Cosenza Primavera bissa il successo ottenuto nella prima di campionato andando a vincere per 1-0 sul campo della Virtus Entella, decisiva la rete siglata al 10° minuto dal numero 10 rossoblù Azzaro, che consente ai Luperchiotti di issarsi in vetta alla classifica. Sai che sei il Cosenza in vetta alla classifica insieme mi pare a Lecce e al Crotone. Quest'anno può dire la sua la primavera. Può dire la sua la primavera. Ecco, settore giovanile, dimmi qualcosina, Mezzina, questo rinnovamento di cui parlava il presidente Guarascio, si stanno buttando le basi? L'anno scorso era un anno zero, per lui quest'anno ha dimostrato con un paio di innesti, Zilli dalla Lazio, un giocatore molto interessante. Azzaro è un ragazzo di Corigliano che noi vediamo qua nei Memorial locali. Non ha un grande fisico, però è uno di quelli sguscianti, brevilini, che può dire la sua, tecnicamente molto, molto valido, ma ce ne sono diversi giocatori. Io penso che la primavera possa fare un buon campionato, non di sofferenza, magari come l'anno scorso, può farsi valere perché la squadra francamente è cresciuta anche Vittorio, tecnicamente. molti ci stanno scrivendo di Sueva, tu lo conosci bene, sicuramente meglio di me, l'hai seguito anche precedentemente nelle giovanili. Che giocatore è questo ragazzo di Cetraro, no? Mi pare. Sueva di Belvedere, no? Quelle zone là. Cittadella. Allora, è del Tirreno, insomma, dalle parti tue, lo dovresti conoscere. Sueva è un giocatore davvero di talento. È un giocatore... Ma il ruolo preciso è una prima punta, è una seconda punta che può giocare anche esterno, può giocare anche prima. Lui nasce seconda punta, però anche da esterno, l'abbiamo visto con l'Alessandria in Coppa, può fare male. Ha una certa personalità, però delle volte deve uscire un pochino fuori dal suo guscio. Quando lo fa con l'Alessandria a me è piaciuto molto più di Sacco per esempio, in quanto a personalità. Chiaramente deve abituarsi a giocare certi tipi di partite, stare in prima squadra, in pianta stabile, gli hanno dato anche il numero di maglia, questo è importante. Secondo me può essere una mina vagante, è chiaro che ha bisogno di occasioni, là è chiuso da un po' di giocatori, ma Occhiuzzi lo conosce bene e soprattutto sa quando dargli spazio. Gliel'ha già dato con l'Alessandria, gliel'ha dato con la spalla e quando ci sarà occasione Sueva sarà di nuovo chiamato in causa. Una domanda posso fare una domanda a Tommaso Napoli? O dobbiamo andare un attimo in pubblicità? E allora fammi salutare Vittorio Scarpelli, grazie Vittorio, grazie, allora poi ci sarà il cambio di panchina, aspettiamo Aldo Cenno che lo vedo lì che ci sta seguendo. seguendo. Grazie Vittorio per aver accettato il nostro invito, noi andiamo a qualche minuto in pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, terza ed ultima parte di replay, io direi intanto pregherei Enzo Leonetti di metterci in contatto subito con Claudio Berlingeri a Crotone, parleremo, ecco, è arrivata l'ora del Crotone, come di consueto ogni lunedì. Ringrazio Aldo Cennomo, grazie Aldo. Grazie a voi. Benvenuto Aldo, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Aldo ci viene a trovare, mi diceva che gli è piaciuto moltissimo quella situazione al Corriere dello Sport, motivazionale, un articolo molto importante,
anche il titolo su Iole Santelli. Aldo, un passaggio bisogna farlo perché è doveroso. Ma io l'ho apprezzato molto, l'ho messo sulla mia pagina, è stato apprezzato da tutti le persone, che è stato un momento brutto, tragico. Lo Stato è stato presente in Calabria ad onorare questa grandissima donna, Iole, con le sue più alte cariche, dal Presidente del Consiglio alla seconda carica dello Stato, ai ministri. È stata una cosa. Oggi abbiamo visto la grandezza di questa donna. Lo Stato ha capito che la Calabria aveva una donna importante, per bene, che poteva veramente darci una svolta. Purtroppo il Signore l'ha chiamata in cielo. Speriamo che da lassù ci guarda e ci dica le cose che dobbiamo fare seguendo il suo messaggio. E allora, abbiamo qualche messaggio? Sì, ho una Possiamo domanda da leggere parte qualcosina? di un telespettatore. Ah, che poi ce n'è un altro per me, mi ero dimenticato, di Mario Medaglia, che vuole chiedere qualcosa a mister Tommaso Napoli. Anche io ce l'ho. Vai. Una domanda al grande mister Napoli. Sulla fascia difensiva destra siamo un po' carenti. Corsi o Ingrosso? Risposta sincera. No, vabbè, sono due ruoli totalmente diversi, perché infatti, Ingrosso, il terzo Ingrosso fa dei il terzo centrali, di difesa. a destra. Corsi fa l'esterno, il quarto. Forse il voleva quinto, dire Bois, quello che abbiamo preso da Roma, Corsi o Bois. Probabilmente sì. Nel modulo che gioca Roberto, in questo momento sta facendo, diciamo, il quarto di centrocampo Corsi, sono due giocatori totalmente diversi. Dico che sono due giocatori abbastanza temprati. Ingrosso viene da un periodo di qualche... È stata a Pisa, 16 giornate a giocare, sì, 16 partite. Ha avuto qualche infortunio, ora si sta riprendendo. È vero. Ha fatto una buona partita anche contro E il poi Cittadella. vedremo, noi non è che facciamo parte, come dice giustamente Tommaso, dello staff tecnico, quindi di conseguenza andiamo subito a Crotone. Dai, Claudia Berlingeri, vedi se lì si spegne e ce li riaccende per favore il monitor di servizio. Grazie, perché non vedo Claudia. Allora, Claudia, ci sei? Buonasera Franco, sì, buonasera ai tuoi ospiti. Grazie per essere intervenuto. Ho letto il tuo articolo, una bella pagina su Gazzetta del Sud per quanto riguarda appunto Crotone e Crotone Juventus. Che impressione hai avuto di questo Crotone con i nuovi acquisti e naturalmente di questa Juventus che aveva qualche elemento importante mancante? Sì, Franco, è stata davvero una bella partita, un botta e risposta tra le due compagini. Chiaramente la speranza c'era, ma in verità non ci si aspettava una prestazione del Crotone così importante, mettendo in difficoltà i campioni d'Italia, che sì, avevano delle assenze, ma sono comunque i campioni d'Italia, per cui ci si aspettava molto di più dalla squadra di Pirlo, che è venuta a mancare per certi versi proprio nella costruzione, proprio in fase di regia sembrava mancasse qualcosa. Il Crotone invece ha fatto una prestazione davvero... È vero, una buona prestazione, è vero. Davvero importante, sì, da squadra si sono visti i risultati della crescita che sta avvenendo da inizio stagione. I nuovi si stanno integrando alla grande, ricordando che comunque manca gente come Benali e Rivière, che certamente andranno ad aggiungere entrambi qualità ad una squadra che insomma... Ma come stanno? Per Cagliari saranno disponibili per domenica a Cagliari o no? Allora, stamattina sono ripresi gli allenamenti, Benali è rientrato in gruppo, Benali invece sta lavorando, Rivière invece, chiedo scusa, sta lavorando... Ma scusami, Rivière, fammi capire, si è stirato Rivière? Ha avuto sì un problema muscolare. Però evidentemente la ripresa non sta andando come si sperava. Questo è successo a Genova, mi ricordo, a Marassi alla prima dopo che aveva segnato. Posso fare una... Esatto. C'è Aldo Cennamo che vuole intervenire, vai Aldo. Una riflessione, io sono un giuventino proprio sfegatato. Sì. Questo pareggio del Crotone mi ha fatto piacere e ti dico di più, il Crotone meritava secondo me la vittoria, avendo affrontato una Juventus secondo me messa male in campo, e mi è dispiaciuto che alla fine pure da Juventino che il Crotone non abbia vinto, perché onestamente quando si gioca bene, anche se si è tifosi, bisogna avere il coraggio, la capacità, l'intelligenza di dire che il Crotone meritava. Io sono calabrese e mi avrebbe fatto anche piacere se avesse vinto, però il pareggio è arrivato e vabbè, però la vittoria del Crotone non avrebbe fatto scandalo a nessuno. Sono d'accordo anch'io, Claudia.
Sì, vero. Tra l'altro Franco stamattina mi ha chiamato, ho sentito Cuccureddu e mi diceva le stesse cose, che insomma è rimasto stupito perché insomma la Juve non era la Juve, la solita Juve, proprio nella costruzione del gioco, ed è rimasto piacevolmente stupito dal Crotone proprio per il gioco di squadra, perché insomma tutti hanno cercato di dire la propria e ecco, il pareggio assolutamente meritato, anche qualcosina in più ci stava, però insomma è un pareggio che fa ben sperare, anche perché è il primo punto di questa stagione dei pitagorici, per cui insomma se sono riusciti a fare punti con la Juventus, insomma il campionato non può che riservarci delle sorprese. Io ho visto comunque un Crotone in crescendo, devo essere onesto, rispetto alle ultime gare, belle trame, idee di gioco, con i nuovi qualcosa, anche l'ingresso di Siligardi, ho visto insomma qualcosina in più, Claudia, rispetto alle altre volte, onestamente. Sì, sicuramente ora che il mercato è finito, quindi la squadra è più questa. tranquilla. Ricordiamo, sono rimasti fuori dalla lista gente come Mazzotta, Mustacchio, Gomelt, gente che ha giocato alla prima giornata, per cui è chiaro che la squadra un minimo è stata rivoluzionata, perché l'ossatura è quella, però ci sono stati diversi nuovi innesti che comunque arrivano da altri campionati, parlano un'altra lingua, per cui è chiaro che ci vorrà un po' di tempo per assemblare un po' tutto il lavoro che vuole da Claudia, senti, a Cagliari si giocherà domenica alle 12:30, mi pare, no? Esatto, sì. 12:30 su DAZN. Che gara prevedi? Così chiudiamo e ti lasciamo ai tuoi impegni. Beh, sarà certamente un altro impegno duro, perché in Serie A ogni gara nasconde le sue insidie, per cui ci vorrà comunque un Crotone sempre al 100% e quindi sicuramente in questa settimana Stroppa avrà anche i nazionali che saranno qui, quindi potrà lavorare con più calma rispetto alla scorsa settimana, che sono arrivati proprio tra giovedì e venerdì. Parlo di Pereira, Resa, che comunque hanno fatto molto bene contro la Juve, quindi ci sarà una settimana per lavorare, sicuramente sarà un'altra gara interessante e loro ormai, il Crotone è noto che va anche fuori casa a giocarsela a viso aperto contro tutti. Grazie Claudia, ci risentiremo poi lunedì prossimo dopo Cagliari Crotone. Grazie per la tua disponibilità, ti auguriamo un buon lavoro, grazie. Grazie Claudia. Tanto. E allora, grazie dicevamo a Claudia Berlingeri, ci ha parlato del Crotone, c'è qualcosina, volevo appunto fare una domanda, un amico Mario Medaglia che ci chiede una domanda appunto per Tommaso Napoli, l'inserimento dei nuovi. E secondo un allenatore, diciamo, come Tommaso Napoli e conoscendo mister Occhiuzzi, deve avvenire gradualmente, potrebbero essere inseriti già tutti insieme o quasi? No, lui c'ha il termometro della situazione, ce l'ha Roberto. È normale che entrare in determinati meccanismi ci vogliono delle settimane. Ecco perché quando si parlava poc'anzi del turnover, ma io la penso come te. Andrei un po' più cauto. Sì. In che senso? Diciamo che se io ho una squadra che determinati meccanismi sono ormai oleati, che vanno bene, tranne se c'è un infortunio oppure stanchezza da parte di qualche elemento, io dico che lui sta lavorando bene. Questi ragazzi stanno facendo bene, perché ho visto che anche nella partita con il Cittadella lui ha fatto delle sostituzioni. E non li ha fatti così per caso le sostituzioni, ma le ha fatte in maniera pensata. Per rendersi conto. Sì, no, ma nello stesso tempo perché ci credeva che quegli inserimenti dell'attaccante di Ghiozzi, diciamo che ha dato un punto di riferimento o magari davanti, Bois, quel ragazzino della Roma a destra. Un ragazzino che è entrato al posto di Corsi. Poi è entrato anche Ba del Nantes, il centrocampista. Dico, sono elementi che lui in questo momento vede anche più pronti rispetto magari a qualche altro elemento e li inserisce gradualmente, come diceva giustamente il signor Mario Medaglia, che salutiamo. Mario. Che piano piano questi ragazzi possono soltanto che lavorare bene e aumentare il loro tasso di
anche di qualità e soprattutto entrare in questi meccanismi. Ma anche c'è un altro dato. Prego Aldo. Hai fatto bene Prego Aldo. a rimarcarlo. Ci sono anche i risultati che le danno ragione, perché non dimentichiamo che il Cosenza viene da 5 vittorie del campionato precedente, con 3 pareggi in continuazione. E quindi ha tenuto l'ossatura della squadra. Ma come ha detto Alberto prima, Urban, che lo ha sottolineato. Ma pure Pedullà l'ha detto prima. Anche Alfredo Pedullà nell'intervento ha detto le stesse cose. Ripeto, hanno detto le parole sacrosante. Diciamo che hanno incontrato anche 3 formazioni, perché anche lo stesso Entella in casa, voglio dire, è sempre una formazione consolidata. Poi la spalla, il Cittadella. Volevo aggiungere un'altra questo dato. È una squadra che punta a vincere. Questa capacità di aver mantenuto quell'ossatura del campionato scorso e inserendo piano piano, come tu dici, questi elementi nuovi che sono elementi, mi pare, interessanti, perché poi quando vanno in campo questi ragazzi che abbiamo preso sono ragazzi che sanno stare in campo, sanno giocare, quindi acquisiscono sempre di più quella professionalità, ma soprattutto quell'amalgama che c'è bisogno per poi nella parte più importante del campionato, quando il campionato comincia ad entrare nel vivo, allora questi ragazzi possono essere sufficientemente già attrezzati. Ecco, tanta fiducia in se stesso, perché prendono confidenza con i compagni, si conoscono ancora di più. Signori, alcuni elementi, come ho detto prima all'inizio della trasmissione, sono qui da alcune settimane. È vero. C'è un altro dato. I ritiri precampionati, quando una volta magari diciamo che era tutta la squadra già costruita. Guarda, io sono rimasto, come dire, fermo su quelle parole di Alfredo Pedullà quando ha detto siamo al 19 ottobre, ma è come se fossimo al 10 di settembre. È come se ha ancora fotografato quando gli ho fatto la domanda. Ma secondo me ha fotografato la situazione. La cosa che io percepisco quando vedo le partite è questo carattere che c'ha. Cosenza è andato in difficoltà, subito l'1-0 e immediatamente recupera la partita. Non si è disunito, solo pochi minuti. Questa voglia di giocare, secondo me è veramente Aldo, la cosa che sottolineerei, prego mister, in maniera forse in grassetto, è quello che lui tiene, quanto ha? 22, 23, 24 elementi, sono 25 in tutto, 23 vanno tra panchina e campo. Alla stessa maniera, ha grande rispetto per tutti e 25 elementi. Esatto. Ecco perché se chiama Bois risponde, se chiama Ghiozzi risponde, perché sa che è un allenatore che non è che parla e poi non li tira dentro, anzi al contrario, li tiene in considerazione e li fa giocare al momento opportuno. Li fa giocare. E non è detto che un domani, senza voler togliere, perché ripeto, è sempre lui l'allenatore, uno non possa rubare il posto ad un altro, perché c'è concorrenza tra di loro, c'è competizione. Vero. La competizione sai cosa ti porta? Sana. La competizione ti porta ai risultati. È tutto qua. Tommaso, mi fai fare una domanda, perché dopo dobbiamo andare a vedere il prossimo aspetto, il prossimo turno di B, ne discutiamo e poi andiamo a vedere i risultati classifica e il prossimo turno di C. Dobbiamo andare velocemente, vai. Sì, quindi posso fare la domanda ad Aldo? Sì, prima la domanda, vai. Aldo, perdonami, un Cosenza sempre prepositivo, così la prestazione dei nuovi arrivati, con una nota di merito per Petrucci, ti risulta? Petrucci il centrocampista. Il centrocampista. Che cosa è mancato secondo te per la vittoria? Guarda, per la vittoria manca. Tu hai giocato, come abbiamo detto, con 3 partite difficilissime. È chiaro che questa squadra ha subito anche un pochino della metamorfosi che hanno tutte le squadre. È un campionato nuovo, la preparazione è stata quella che è stata, il Covid che ingombra, qui devi stare attento anche negli allenamenti, come ci stai vicino, come non stai vicino. Quindi questi giocatori, Petrucci compreso, quando questi giocatori assumeranno veramente il ruolo di protagonisti, perché non è che Petrucci può restare in panchina, sono giocatori che devono poi alla fine assumersi la responsabilità di andare a partecipare a queste partite con il Cosenza, avremo una squadra secondo me che ci darà soddisfazione. È chiaro che bisogna capire che cosa poi si vuole fare, la programmazione qual è? Quella di una squadra che si deve salvare, quella squadra che vuole fare i playoff, qual è? Poi a gennaio vediamo se la squadra si trova in una posizione di classifica importante, può darsi che il presidente vorrà investire per vedere se riusciamo o quest'anno o il prossimo anno di fare, perché la città di Cosenza merita di andare in Serie A, prima o poi dobbiamo andare in Serie A. Ma prima o dopo ai playoff ci arriveremo tranquillamente. Allora, vediamo il prossimo turno della Serie B. Vediamo se Enzo Leonetti è pronto alla regia. Il prossimo turno della Serie B abbiamo già anticipato ampiamente questo derby Regina Cosenza. Io comunque vi ricordo che ci sarà uno speciale su Teleeuropa dopodomani, quindi mercoledì,
alle ore 16, dalle 16 alle 17, speciale appunto replay in cui si parlerà principalmente di quello che sarà stato il derby al Granillo tra Regina e Cosenza. Vai Stella. Ok, abbiamo il prossimo turno. Eccolo qua. Martedì. Ok, tutte alle 21 tranne l'ultima partita tutti alle di mercoledì. 21 tranne Lecce Cremonese. Allora, Ascoli Reggiana, Chievo Brescia, vedremo in campo Cittadella Pordenone, Empoli Spal, Frosinone Virtus Entella, Vicenza Salernitana, Pisa Monza, Regina Cosenza, Venezia Pescara. Mercoledì 21 ottobre invece alle ore 19 vedremo Lecce Cremonese. Lasciamo la videata Enzo, lasciamo la videata, parto da Tommaso Napoli, partita interessantissima al di là del derby Regina Cosenza. Interessanti ce ne sono già almeno 3 sicuro, ed è Chievo Brescia. Empoli Spal, un'altra bella Empoli partita. Spalle, che è una bella partita. Mettere anche Vicenza Salernitana. Anche Vicenza Salernitana. Il Monza riprende, il Monza di Galliani e di Berlusconi, dopo aver saltato la partita per Covid, ne avevano 9 addirittura, e insomma riparte da Pisa. Non è semplice giocare Ieri a sera Pisa. sentivo Galliani, dice non tutti hanno recuperato, perché giustamente con il discorso fiduciario poi bisogna stare a casa. Naturalmente oltre eccetera. Regina Cosenza, che va bene, abbiamo già quella parlato ampiamente. E allora Stella, sì, ho visto che stai smanettando sullo sì, smartphone. perché arrivano tanti messaggi. E allora leggiamolo allora, per la gioia di abbiamo... Tommaso Napoli, che non vedevamo qui da tanto tempo. Ma infatti di Aldo che ci viene a trovare, dai. Infatti un'altra domanda per lui. Buonasera, Luca da Cosenza, domanda per mister Napoli. Secondo te c'è un erede di Tommaso Napoli o di Ugo Napolitano in questa Serie B? Che bella in questa Serie B. Allora, io a microfoni spenti parlavo con Franco, e mi può essere testimone. La cosa che ho visto nella partita contro il Cittadella è la posizione di Idda nei 3. Idda. Esatto. Mi è piaciuto tantissimo, sì. Dal punto di vista, per me è stato il migliore in campo, tatticamente il migliore in campo, insieme a Falcone, al portiere. E secondo tanti me anche altri ragazzi, Petrucci e via dicendo, Sciaudone. Quindi Idda secondo te si proporrà come uno allora, dei difensori a me è piaciuto tanto ed è migliorato tanto, perché magari ha trovato fiducia in se stesso. Sì, ma soprattutto gli hanno dato quel ruolo di centrale, soprattutto lui è un destro, è un terzino destro. Allora, lui giocava negli anni precedenti, giocava da sia nei a 3, 4 sempre a sia destra. A 3 giocava, diciamo, nel ruolo di Ugo Napolitano, se usiamo. Sì. Nei 4 terzino destro, nei 4 laterale destro veniva basso. impiegato anche da terzino, però da centrale. Ho visto che imposta la giocata da dietro. in positivo Idda. Sì, no, veramente. Devo fare un plauso a sto ragazzo che in silenzio è migliorato tanto e sta Tommaso, facendo un altro sul quale io punto è questo ragazzo che l'abbiamo preso noi, l'abbiamo dato a Brunello Trocci nella Virtus Francavilla, ha giocato un buon cambio, e Tiritiello, che poi è stato colui che ha realizzato il gol del pareggio a Ferrara contro la Spa. Farò vedere che Tiritiello risulterà anche un difensore interessante per la causa rossoblù. Sì, è anche un altro è un gladiatore, uno che lotta, uno che si propone in avanti per il colpo di testa. Forte a livello di colpi di testa, come hai detto tu, bravo, completo come giocatore. Soltanto che in questo momento magari, voglio dire, Roberto si sta affidando anche... Non c'è dubbio. Lì abbiamo anche altri 2 giocatori, lo stesso Legittimo, che a me piace tanto come giocatore, è un giocatore e il giocatore delle diagonali è quello che riesce a fare allora, muro. Io ti posso dire che è un giocatore che la domenica, in questo caso vabbè, anche si gioca anche durante la settimana, esce sempre con un 6 e mezzo sicuro. Proprio quando la giocata, che non è una grande partita, esce sempre con la sufficienza. E quando fa anche delle grandi prestazioni. Sentiamo Aldo che mi dici della Regina, dai. Guarda, di questo derby tu non ne hai parlato ancora. Condivido molto quello che ha detto Tommaso, perché lui è un competente. Ma l'assetto della difesa è veramente un assetto importante. Con i 3 che noi, Legittimo, Idda e Ingrosso, Tiritiello. Ed è l'unico che... C'è anche Corsi che fa una fase importante. Più esterno destro alto. Come? Fa il quinto a destra. Fa il quinto a destra. In questo caso ma lui fa è uno che da elastico. L'esperienza va avanti, va indietro, cioè non è facile. Uno per volta, se non allora, secondo me Corsi quest'anno lo vedo molto bene. Proprio anche dal punto di vista fisico, perché l'anno scorso ha avuto infortuni, l'ho visto molto, a me piace moltissimo la posizione. È uno che fa anche sfogliatoio, che secondo me sa il fatto suo, c'ha l'esperienza. No, ma se mi permetti vorrei spendere, scusami un secondo, anche delle buone parole anche per Ingrosso. No, per Ingrosso.
che è quello che diciamo che da poco che si è inserito in Nei uno scacchiere a meccanismi. 3, ma è un ottimo elemento anche in Io lo corsa. ricordo molto bene ai tempi di Matera con Auteri. Domanda, vai. Allora sì, avevo una domanda per Tommaso. Quindi in sostanza che gara ti aspetti al Granillo domani tra le due calabresi? Ore 21. Allora, come ho detto prima, sono due squadre che sono molto simili dal punto di vista 3-4-1-2. dal punto di vista tattico, sempre se qualcuno dei due non cambi qualcosa a partita in corso oppure già dall'inizio. Domani è la partita, a parte che è il derby, per cui non sappiamo mai cosa esce fuori dal derby, il risultato, poi se la Regina è più forte, se il Cosenza è meno forte, se lì abbiamo un attaccante come Denis e dall'altra parte ci sono tanti ragazzi sconosciuti. Diciamo che sono sempre dei risultati che non si capisce mai che tipo di risultato esca fuori da un derby. Però domani è la partita dei duelli in mezzo al campo, e chi vince i duelli vince la partita. Allora andiamo subito che ci chiedono i risultati della Serie C con la classifica e il prossimo turno, dai. Per gli amici di Vibo e di Catanzaro, vai Sì, subito. certo. Enzo Leonetti, andiamo a vedere quello vedere che succede. Enzo. Eccoli qua. Ternana Ok. Potenza 3-0, Vibonese. Li leggo da qua. Bisceglie Palermo 2-1, Catanzaro Foggia 2-1, Cavese Viterbese 0-2, Teramo Casertana 2-0, Ternana Potenza 3-0, Turris Monopoli 1-1, Vibonese Paganese 5-2, Virtus Francavilla Catania 0-1. Ha riposato il Bari. Allora andiamo a vedere la classifica generale con questa... Vibonese secondo 5-2, me... sì, contro la No, Paganese. lascia stare il risultato... Ha iniziato alla grande. Lascia stare il risultato... davano una squadra, a parte che criticavano, Ecco la classifica generale. criticavano l'amico e presidente Caffo, quando invece ha preso un allenatore Galfano, che aveva già allenato a è tornato Vibo, dopo 10 anni. esatto, che era in Serie C2 anni fa e che lo ha richiamato nuovamente alle dipendenze della Vibonese, e per me in questo momento è la sorpresa del campionato, non per il 5-2 o per diciamo che quella che un po' mi sta deludendo è il mio Palermo, diciamo. Ne è caduto pure a Bisceglie. No, ma guarda che il Bisceglie ha costruito una buona squadra. Giovanni Bucaro non è uno stupido, anzi è un ragazzo abbastanza E intelligente. Boscaglia dall'altra parte ha voluto ad Ma Almici del Pordenone. secondo me lì a Palermo si Che sta sta giocando un po' succedendo, a secondo te? nascondersi. In che senso? Palermo deve prendere, deve avere un budget importante per costruire una squadra se vuoi vincere il campionato, perché poi, ripeto, Palermo è una grossa piazza, però in questo momento forse loro volevano fare un campionato di assestamento, ma in questo momento sono lì a lottare per non retrocedere nelle prime Ti partite. fai sentire, Aldo, due parole sulle calabresi, su Vibonesi, come diceva, e su Catanzaro, che è tornata alla vittoria contro il Foggia 2-1 ieri. L'ho detto prima, la Vibonese per me, come ha detto Masi, è una sorpresa, perché non dimentichiamo il campionato dell'anno scorso, che è stato lì per andare in Serie D. Quest'anno sta facendo un ottimo campionato, ha iniziato bene, il presidente ha preso un allenatore importante. Il Catanzaro, Franco, c'è sempre il punto interrogativo. Certamente è una squadra blasonata, però quest'anno deve far capire. Salutiamo l'amico Massimo Cerri. Che cosa vuole fare da grande, perché il Catanzaro onestamente ci sta stretto la Serie C. Ma sarebbe bello vedere. Siamo ai saluti finali, sarebbe mi bello dispiace. vedere questi derby, Catanzaro, Regina, Vibonese, Cosenza. Sarebbe bello vedere in Serie B. Allora Franco, Enzo Leonetti ci Siamo ai taglia. saluti finali, ringraziamo il mister Tommaso per aver accettato il nostro grazie a voi. invito. Aldo Cennamo, Grazie. vi ricordiamo la puntata speciale di Replay mercoledì 21 alle ore 16. Ringraziamo il coordinatore della trasmissione. Grazie a tutti. Grazie e poi ci rivediamo sempre con Replay anche lunedì prossimo 26 ottobre ore 15 in diretta Teleuropa Network. Vi ringraziamo per averci seguito. Arrivederci a tutti e grazie ancora. Grazie a voi.